Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane che vogliamo dedicarla all'ambiente. Beh, forse anche a chi vuole male all'ambiente, per denunciare che continuano ad esserci persone che gettano i propri rifiuti nelle nostre campagne, nei nostri corsi d'acqua, inquinando e facendo pagare alla collettività poi la bonifica di tutto questo. Tra poco saremo a Quinto di Treviso, ma intanto andiamoci a godere questo servizio che ci parla di ristorazione e sile e sentiremo anche dei menù di stagione, tutti da scoprire. A tra poco. Fiume Sile, un fiume da gustare. E questo è il messaggio lanciato dall'Ente Parco con l'iniziativa Sapori di Sile, un modo nuovo di far conoscere il fiume attraverso i piatti della tradizione dei paesi rivieraschi, interpretati da 4 celebri ristoranti: la locanda Righetto di Quinto di Treviso, il ristorante Perché di Roncade, la trattoria Al Sile di Casier e il ristorante Don Fernando di Treviso. 4 serate in cui i protagonisti sono il Sile e i suoi sapori e nelle quali viene presentata l'esclusiva cartoguida edita dal Touring Club, il Sile Fiume di Risorgiva. Sentiamo il presidente dell'Ente Parco del Fiume Sile, Alberto Magaton. Oltre alla riscoperta delle tradizioni culturali e storiche del fiume Sile, partiamo anche con la riscoperta di quelle che sono le tradizioni del piatto, cioè le tradizioni della cucina trevigiana attraverso delle ricette fluviali. Oggi abbiamo presentato Sapori di Sile con 4 ristoratori che hanno creato un tour enogastronomico con tutte le ricette tipiche del fiume Sile. Dopo il successo dei primi 2 incontri enogastronomici presso la locanda Righetto e il ristorante Perché, i palati più raffinati potranno darsi appuntamento giovedì 25 febbraio alla trattoria Al Sile di Casier e venerdì 5 marzo al ristorante Don Fernando di Treviso. Tanto per farsi venire l'acquolina in bocca, ecco i menù delle 2 serate. Un aperitivo di benvenuto con del radicchio pastellato, un petto di masero in guazzetto su un nido di pollentina bianco perla, un involtino di radicchio alla pancetta croccante, un risotto a radicchio e salsiccia bianca, cosiddetta la salsiccia la luganica da brodo. La famosa faraona con la pevarada, con la pollentina fresca, qui contorni diciamo le erbette, con delle erbette. Poi come dessert presento il tipico saetto trevigiano con la crema Don Fernando, una crema vegetale costruita da me che ha molto successo. Rientriamo in questo studio ideale, come detto poc'anzi, dedicato al Sile, alla campagna trevigiana, ai nostri luoghi rurali dove alcuni scellerati continuano a gettarvi rifiuti, continuano a creare potenzialità di inquinamento che hanno l'unica soluzione, che saremo tutti noi poi a pagare per loro. C'è un comune che sta lanciando un'offensiva in tal senso, è quello di Quinto di Treviso. Saluto Mauro D'Alzilio, il sindaco. Allora, sindaco, vi trovate tante volte davanti a situazioni che danno risalto alla stupidità dell'uomo? Sicuramente ci sono situazioni sia nel Sile che nelle campagne circostanti di abbandono di immondizia da parte di cittadini. Questo non deve più succedere perché l'ambiente va tutelato e rispettato per noi e per il futuro i nostri cittadini. Certamente, è proprio così. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha fatto proprio perdere la pazienza del sindaco di Quinto, è stato il ritrovamento di uno sversamento di olio esausto in un fossato in aperta campagna e voi, comune, avete dovuto pagare ben 12.000 euro per la bonifica. Sicuramente c'è stato un episodio di uno sversamento di olio esausto lungo un fossato, quindi noi abbiamo dovuto doverosamente intervenire immediatamente per la bonifica sia di tutto il suolo. Questo ci è costato 12.000 euro, 12.000 euro che è giusto che la gente sappia che va a ricadere sulle spalle di tutti quanti e dobbiamo dire anche che questo sversamento era facilmente da non fare perché bastava andare al centro di raccolta e consegnarlo a spese zero, quindi dimostra un'ignoranza da parte di chi l'ha fatto.
L'offensiva passa magari attraverso la videosorveglianza, passa attraverso le denunce penali che voi fate e farete, passa attraverso le ammende pecuniarie che volete portare al massimo di ciò che consente la legge, ma passa anche attraverso una coalizione tra tutti i cittadini che devono denunciare quando vedono qualcuno fare queste cose. Sicuramente noi vogliamo lanciare un appello proprio ai cittadini, i cittadini che devono essere loro il controllo del territorio. Dobbiamo controllare il nostro territorio, denunciare chi fa qualsiasi gesto inconsulto nel riguardo del territorio e la nostra amministrazione prenderà sicuramente una linea dura su chi sbaglia e dovrà pagare. Allora, io la ringrazio Sindaco della sua testimonianza e di averci accolto qui proprio lungo il Sile a Quinto di Treviso. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora su questo argomento con altri ospiti. Banca del territorio, banca per il territorio. Veneto Banca è tutto questo. Lo dicono i suoi risultati, ma anche l'attaccamento delle persone che sono al centro della sua missione, come ci spiega l'amministratore delegato Vincenzo Consoli. Veneto Banca è una popolare antica, nasce nel 1877 ed è profondamente radicata nel territorio. I nostri prodotti e anche i nostri servizi sono il frutto del dialogo, ma soprattutto della conoscenza che abbiamo della nostra clientela. L'analisi sul momento economico contingente fa emergere due proposte di Veneto Banca di grande interesse: mutuo protetto e cessione del quinto. Mutuo protetto è una valida tutela contro gli eventi negativi della vita quotidiana, che potrebbero rendere difficoltoso o impossibile il pagamento delle rate residue del mutuo. È una polizza completa che in caso di perdita del posto di lavoro si fa carico del rimborso delle rate del mutuo precedentemente stipulato, mentre invece in caso di invalidità permanente totale o morte liquida in un'unica soluzione il capitale residuo del mutuo. La cessione del quinto, invece, è una formula sempre più ricercata dai lavoratori dipendenti che hanno necessità di reperire dei prestiti personali in modo rapido e sicuro. La cessione del quinto è una facoltà del dipendente prevista per legge e offre numerosi vantaggi: la facilità di erogazione anche con altri finanziamenti in corso, la comodità di rimborso delle rate con trattenuta in busta paga, i tassi contenuti. La forza di Veneto Banca è il suo sguardo rivolto sempre al territorio per riuscire ad interpretare le esigenze dei propri clienti, offrendo loro una risposta su misura. Proponiamo soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia e delle piccole e medie imprese in particolare. Il successo nostro di oggi si basa su questo lavoro e dura ormai da più di 100 anni.